Eccoci di nuovo in diretta con l'approfondimento dedicato ai temi della CGIL. Parliamo delle novità sulle pensioni e sui referendum previsti per quest'anno, il 2025, insomma dopo la campagna di firme poi fatta nel 2024. Guardo al mio lato perché mi hanno raggiunto in studio Sara Pasqualin, segretaria dello SPI CGIL di Treviso, e Valentina Durante, direttrice INCA di Treviso. Con loro parleremo appunto, grazie per essere con noi. Parleremo appunto di pensioni e referendum e partiamo proprio dai referendum. Sara, ci diamo del tu, insomma. C'è stato un lungo percorso per arrivare a questo, si sta facendo poche informazioni in questo momento per capire di che cosa si tratta e quanto importante siano i voti, il voto a questo referendum, insomma che cosa andremo incontro, che cosa ci aspetta? Sì, allora noi ne approfittiamo, infatti ringraziamo Antena 3 anche per questi spazi, proprio per parlare dei referendum, perché si sta parlando un po' poco e anche oggi nelle assemblee che stiamo effettuando nei luoghi di lavoro e anche con i pensionati appunto, ci rendiamo conto che molti non sono a conoscenza di quello che ha mosso la CGIL. La CGIL appunto nel 2024 ha fatto un'importantissima raccolta firme, raccogliendo quasi 4 milioni di firme, 1 milione per referendum, e propone, che sono stati accolti qualche mese fa, insomma, questi 4 referendum sul mondo del lavoro, a cui si aggiunge un quinto referendum, che è quello che è stato raccolto da alcuni partiti dell'opposizione, in maggior parte dell'opposizione, insomma, però alcuni partiti che hanno raccolto per la cittadinanza, un referendum sulla cittadinanza. Questi 5 referendum ne parliamo oggi perché saremo tra poco chiamati a votare, stiamo aspettando, in questi giorni dovrebbero darci la data per il referendum e appunto in questi 5 referendum noi chiediamo alle persone di andare a votare, perché io ci tengo a sottolineare una cosa: il referendum non è come le elezioni amministrative, nel senso che quando andiamo a votare per le elezioni amministrative, premesso che magari molti di voi non ci vanno perché non sanno chi votare, certo, però non è chiesto un quorum. Invece purtroppo per il referendum c'è la necessità di avere un quorum 50% più uno dei diritti avente voto, e quindi abbiamo l'obbligo di andare quasi 25 milioni di italiani a votare perché il referendum sia valido. È importante andare per 2 motivi, ve la faccio brevissima. Il primo perché poi ve li elencherò velocemente, e si parla di lavoro, si parla di cambio di normative sul mondo del lavoro che ad oggi non stanno dando i risultati che si pensava, nel senso sono state fatte delle norme che hanno molto precarizzato il mondo del lavoro. Dall'altra parte il referendum è uno dei nostri momenti più elevati di democrazia, nel senso che col referendum qualsiasi persona vada a votare, qualsiasi persona ha diritto di andare a votare, può veramente fare un cambiamento, perché non delega nessuno a decidere, è lui che dice la sua posizione con un sì o con un no, e nel momento in cui ci sono i numeri, quel sì e quel no deve essere trasformato in modifiche della legge, nel senso che si può veramente fare una modifica della normativa. Ricordo, come avrete già visto in sovraimpressione, che potete contattarci al numero che vedete sopra di me, lo leggo, 0422 16 28 33 2. Stava inquadrando Alessandro Granziere e Francesca Pezzo alla regia, in regia, che ringrazio, insomma, i principali temi di questi referendum, giusto Sara? Sì. Se li vogliamo citare già. Allora, noi abbiamo usato dei titoli proprio per essere più semplici nell'esposizione. Allora, il primo, parliamo del lavoro tutelato. In questo caso si chiede la reintroduzione del famoso articolo 18 che è stato tolto col Job Act nel 2015. In quel caso lì l'articolo 18 interviene solo nel caso di licenziamento illegittimo, nel senso che una persona viene licenziata illegittimamente. Ad oggi le norme del Job Act dice che gli viene riconosciuta un'indennità economica. Noi crediamo che non ci sia non sia valido il fatto di avere quell'indennità economica, nel senso che ad oggi i soldi come che li prendiamo li spendiamo. Quindi in realtà se uno è stato, ripeto, licenziato illegittimamente, ha diritto di fare il suo percorso giudiziario e nel caso di essergli riconosciuto anche il reintegro di un posto di lavoro. Perché il licenziamento non può riguardare magari solo uno che ha iniziato a lavorare l'altro giorno e che magari si ricolloca anche facilmente nel mondo del lavoro. Può riguardare uno che magari ha tanti anni che è nella stessa azienda e non è che nel momento
momento in cui viene licenziato si ricolloca facilmente nel mondo del lavoro. Il secondo è lavoro dignitoso, riguarda le aziende qui della nostra provincia, ne abbiamo tante con meno di 15 lavoratori, quindi le aziende piccole, le artigiane. Anche in questo caso, in caso di licenziamento illegittimo, con il Job Act viene riconosciuta un'indennità economica. Anche in questo caso noi chiediamo che venga tolto questo tetto massimo di indennità, perché a nostro avviso se uno è stato licenziato ha il diritto di fare il suo percorso legale e ha il diritto di essere riconosciuto dal giudice il valore economico del danno che gli è stato creato. Il terzo, il lavoro stabile, riguarda molti dei giovani, molti dei figli anche dei nostri ascoltatori a casa, perché oggi chi entra nel mondo del lavoro spesso e volentieri si trova con contratti determinati o contratti che hanno una scadenza. Ad oggi non ci troviamo in una condizione in cui uno viene assunto con contratto determinato, come quando ho iniziato a lavorare io, e poi se il suo percorso è positivo viene messo a contratto indeterminato e viene, tra virgolette, messo in sicurezza. Poi di sicurezza parleremo anche dopo. In questo caso qua, oggi la legge non dà l'obbligo al datore di lavoro di dare una motivazione quando che rinnova il contratto a termine. Quindi ci troviamo con giovani che entrano nel mondo del lavoro e sono per sempre o per lunghi periodi con contratti a termine. Cosa genera questa cosa? Esatto. Due cose. Uno, che uno è quotidianamente sotto ricatto perché ha sempre questa spada di Damocle che se non è al top, al massimo, rischia che l'azienda lo lasci a casa. Giustamente, perché è un contratto a termine, quindi uno può anche giustificare che non ha più bisogno. Due, se uno deve, e tanti genitori lo vedranno nei loro figli, devono comprare un appartamento, devono... Una macchina banalmente. E non hanno i soldi e vanno in banca a chiedere un finanziamento. Se è un contratto a termine nessuno te lo dà, chiedono tutti di essere garantiti da qualcun altro. Anche in questo caso qua noi diciamo ci deve essere una causale quando tu fai un contratto a termine e se non ci sono motivazioni devi fare il contratto indeterminato, devi dare certezza a questi lavoratori e a queste lavoratrici. Il quarto è un po' quello un po' più importante perché si parla di sicurezza sul lavoro. La sicurezza sul lavoro nasce dal fatto che ad oggi, soprattutto nel sistema degli appalti, e tanti le sentono le notizie, anche Antena 3 ha trasmesso tante notizie di tanti morti sul lavoro in condizioni di appalto, ci troviamo nelle condizioni che il committente fa una gara d'appalto, vincono un'impresa, poi l'impresa magari che vince è dall'altra parte del pianeta, nel senso che è distante, va a sua volta a subappaltare a qualcun altro, subappalto, e si genera una catena infinita. In questa catena infinita chi ci rimette alla fine è il povero Cristo del lavoratore che è alla fine di questa catena e che si trova nelle condizioni che se non viene pagato dall'azienda oppure se gli succede qualcosa, nel senso che può farsi male, nella migliore delle ipotesi, se gli succede di morire in appalto, non sa a chi santo rivolgersi, nel senso che non sa a chi rivolgersi per né lui né la sua famiglia. Certo. Ecco, noi diciamo con questo referendum che è importantissimo che la responsabilità solidale deve essere in capo al committente, nel senso che chi genera questa catena infinita per risparmiare, perché stiamo parlando di questo, deve prendersi la responsabilità di mettere aziende serie che pagano i lavoratori per il lavoro che vengono fatto e che rispondano nel momento in cui appunto ci sono anche problemi, perché abbiamo visto che negli appalti ci sono spesso tantissimi problemi. Questi sono i 4, poi ce n'è un quinto che è sulla cittadinanza. Io cerco di farla veloce anche qua perché ci stiamo rendendo conto che nelle assemblee viene un po' fraintesa. Ad oggi esiste già l'iter della cittadinanza, nel senso che ad oggi un lavoratore extracomunitario che vive in Italia, in regola, nel senso che ha lavoro, che decide che l'Italia è il suo paese dove crescere la sua famiglia, crescere i propri figli, perché ormai abbiamo veramente classi multicolore anche se guardiamo nelle classi dei nostri figli o nelle classi appunto dei nostri nipoti. Noi ci troviamo con famiglie di extracomunitari che decidono di stabilirsi in Italia. Ecco, ad oggi, fatto tutto questo iter, c'è un iter molto burocratico che seguiamo anche noi come patronato,
e per la richiesta della domanda di cittadinanza ad oggi questa si può fare solo dimostrando che è 10 anni che sei qui in Italia, che paghi i contributi, che sei legalmente, sei una brava persona, che ti dai da fare per il contributo del tuo paese. Noi chiediamo che ci adeguiamo anche a quello che succede nel resto del mondo e si porti quel limite a 5 anni, perché noi crediamo che in 5 anni chi è stabile in Italia, sta costruendo una famiglia, i suoi figli nascono in Italia, vanno a scuola con i nostri, possono essere messi nelle condizioni di avere appunto la cittadinanza e di avere anche i diritti che da ciò derivano, perché pagando i contributi, pagando le tasse come tutte le brave persone, stiamo parlando di brave persone, le avete anche vicine di casa, queste brave persone, noi crediamo che abbiano il diritto di chiedere la cittadinanza, come funziona dalle altre parti, con un limite di tempo che è di 5 anni invece dei 10 anni. Assolutamente, io ero sul sito della CGIL nazionale, quindi se ci sono dubbi, insomma c'è tutto anche nei vostri siti. Poi invece adesso parliamo di Treviso nello specifico, perché la campagna di sostegno appunto del referendum è attiva anche in città. Che iniziative si stanno portando avanti? Allora, noi innanzitutto abbiamo fatto una formazione a tappeto per tutti i nostri iscritti che stiamo portando avanti con tutta una serie di assemblee per renderli a conoscenza di questo importante obiettivo che abbiamo, che è quello appunto di portare le persone a votare per il referendum. Oltretutto stiamo facendo una serie anche di iniziative pubbliche, una iniziativa verrà venerdì. È un'assemblea che terremo a Palazzo Rinaldi alle 17:30 in centro a Treviso, è aperta al pubblico, si parlerà di referendum, si parlerà di cosa non funziona nel mondo del lavoro, cosa può migliorare, di creare una modalità anche di libertà del mondo del lavoro, ma per i lavoratori e le lavoratrici, non per chi muove le regole, chi decide che il lavoro deve essere precario, appunto per tutto quello che abbiamo detto prima. In questa iniziativa noi chiediamo alle persone anche di partecipare solo per ascoltare la discussione, perché ad oggi importante è capire di cosa parliamo, non c'è da posizionarsi, uno deciderà poi, però la verità è che ci sta toccando tutti. Se non invertiamo la rotta nel mondo del lavoro e non diamo una sicurezza ai lavoratori che si affacciano nel mondo del lavoro, noi rischiamo di non dare futuro a questo paese, perché ci troveremo con un paese sempre più vecchio, perché i giovani andranno da altre parti, in altri paesi, perché non si sentiranno sicuri di poter rimanere a casa loro e di essere pagati correttamente per quello per il lavoro che loro svolgono. Abbiamo un sacco di giovani che studiano, che si affacciano al mondo del lavoro, che si trovano in condizioni dei contratti a termine, come vi dicevo prima, di stage, apprendistato e quant'altro, e che a un certo punto vanno dai loro genitori e gli dicono: guarda, cari mamma e papà, io provo ad andare all'estero perché magari il mio titolo di studio è più riconosciuto rispetto a questo paese. Certo, abbiamo già appunto, prima ci dicevi che si sta decidendo la data, più o meno si ha un sentore? Allora, generalmente i referendum si appoggiano su un periodo che va da metà aprile a metà giugno. Noi sappiamo che su aprile incide anche la data un po' del ponte del 25, ma c'è anche Pasqua, quindi quest'anno ci troveremo probabilmente con un aprile abbastanza trafficato. Pensiamo che cadrà su maggio. Purtroppo è il governo che purtroppo deciderà il governo, ci comunicherà, spero nei prossimi giorni. Cade di domenica sicuramente, quindi mettiamocela via. Sarà da dedicare quel tempo per andare a fare il referendum anche in una domenica di sole, perché la responsabilità di dare un mondo migliore, un mondo del lavoro migliore ai nostri figli e ai nostri nipoti sta in capo a tutti quanti. Quindi io credo che si possa fare questo sforzo e si possa provare a cambiare queste regole che non vanno bene. Abbiamo qualcuno al telefono. Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Gabriele da Treviso. Buongiorno Gabriele. Allora, io penso che alla fine non sia male i referendum che vengono fatti, però la problematica nel mondo del lavoro, per quanto mi riguarda, per quanto vedo, insomma, ce ne sono di altre, tipo la scala mobile. Purtroppo abbiamo perso tanto, ma tanto di potere d'acquisto. E poi diciamo anche per quanto riguarda per la gente che va in pensione. La gente che va in pensione, io sono qua adesso a poco che vado in pensione, lavorato 43 anni più
8 anni più di quelli che diceva la signora Fornero, ok? Io alla fine, quando ho iniziato il mio lavoro, mi hanno detto che dovevo lavorare 35 anni e quello era un contratto, poi alla fine, tra virgolette, secondo me, e mi sono stati aggiunti altri 8 anni per andare in pensione con 1.300 euro al mese. Queste sono le realtà che si trova la gente che va a lavorare ora. Cioè, io dico, forse per me ormai è finita, perché ormai sono arrivato a un... Ma per voi, per i vostri figli, cioè pertanto queste sono le realtà che si devono andare ad affrontare. Per quanto riguarda il lavoro precario, i contratti chi è che li fa? Li fa il sindacato, presumo, ok? Perché io ho lavorato su un'azienda di 400 dipendenti e si continua ancora con il 30% deve essere per forza di cosa a tempo indeterminato. E va bene, allora cioè, che soluzione facciamo con questo referendum? Poco o niente, perché comunque l'azienda dice vabbè, ma noi non abbiamo un lavoro continuo, tutte queste cose qua, e pertanto ti vanno comunque a penalizzare con 6-7 anni di precarietà e si continuerà comunque così. E poi per quanto riguarda effettivamente per quanto riguarda le pensioni, ci sono i fondi. Io sono stato dentro a un fondo, io ho dato dei soldi e questi fondi investono i miei soldi perdendone. Pertanto io do i soldi a te e li buttati a strada. Va bene così? Grazie, arrivederci. Gabriele, grazie, ci ha dato moltissimi spunti, insomma. Come possiamo provare a rispondere e a tirare le fila, insomma, di questo intervento? Allora, Gabriele sta dicendo le cose che in realtà noi continuiamo a dire, nel senso lui parte dal ragionamento delle pensioni, perché da quel che ho capito è un neopensionato. E ti rispondo, Gabriele, sotto questo punto di vista. Il problema è che tu sei arrivato a una situazione di pensione perché comunque c'è stato un tuo percorso lavorativo, che poi è stato allungato, poi magari con Valentina parleremo anche del discorso della legge Fornero, delle promesse che vengono fatte che non vengono poi mantenute, di quello che sarà anche il futuro delle pensioni. Però il problema è che oggi con la precarietà, con i contratti a termine, con i contratti che non hanno una stabilità, i giovani che entrano nel mondo del lavoro si trovano con la difficoltà di avere questa continuità lavorativa che magari in passato era più garantita per tutto un meccanismo anche di crisi che c'è nell'industria, nel nostro settore, ma anche nei vari settori, ma soprattutto anche nella nostra provincia. E dall'altra parte si troveranno con un livello di pensione bassissimo, perché ad oggi chi andrà domani in pensione avrà la partita contributiva che farà il calcolo della pensione. E subentra su quel calcolo lì il fatto che si sta molto indirizzando le persone a fare i fondi complementari per garantirsi 1+1, cioè la pensione che ti garantisce lo Stato più la pensione che tu ti sei messo da parte per fare quel famoso pensione dignitosa che dicono. Ora, gli argomenti sono importanti per una cosa, perché se noi continuiamo in questa direzione sarà sempre più complicato riassettare quell'asse che sta andando sbandato dalla parte sbagliata. Se noi invece con il referendum iniziamo a mettere dei paletti, iniziamo a sistemare delle norme che non vanno bene, noi possiamo creare da qui un futuro migliore per quelli che si affacciano sul mondo del lavoro. Fermo restando che è un percorso lungo ed è un percorso difficile, perché indipendentemente dalle norme dovremo garantire un lavoro dignitoso, perché ad oggi noi conosciamo lavoratori che arrivano da noi, che sono in 2 che lavorano in famiglia, che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese perché magari c'è il meccanismo della cassa integrazione piuttosto che c'è il meccanismo del precariato e si trovano senza lavoro. Una volta, lo dicevo anche stamattina sull'assemblea, mio padre lavorava, aveva 2 figli, li garantiva gli studi e in più aveva mia mamma che faceva la casalinga e riusciva a mettere da parte qualcosa. Siamo nelle condizioni in cui lavorano in 2 e siccome abbiamo gli salari bassi, le famiglie non riescono più a mettere da parte nulla, quindi non hanno neanche l'opportunità di avere un tesoretto di scorta se succede qualcosa. Questo meccanismo qua non va bene. Il sindacato cosa sta facendo? Il sindacato ha raccolto 4 milioni di firme per andare a destrutturare questo sistema, fermo restando che le battaglie noi le facciamo perché eravamo in piazza
a fine novembre per sciopero generale, per dire a questo governo bisogna che intervenite nel mondo del lavoro, perché deve essere un lavoro che dà dignità alle persone e soprattutto devono essere pagati. Poi è vero che noi facciamo i rinnovi dei contratti nazionali, però nei rinnovi dei contratti nazionali è anche vero che la CGIL sta dicendo occhio, attenzione, non può essere una percentuale che decidete a casaccio, perché nell'ultimo biennio c'è stato un livello di inflazione altissimo e ce ne rendiamo tutti conto che andando a fare la spesa certo, c'è stato un raddoppio sui prezzi, per i quali noi chiediamo che quando vengono fatti i rinnovi vengano messi soldi sui rinnovi, perché la gente non ha la stessa condizione di 4-5 anni fa, i prezzi sono aumentati delle bollette, della benzina, i prezzi del carrello della spesa, quindi in realtà ci sono battaglie e i rinnovi dei contratti non sono scontati perché ci sono tavoli aperti, non per ultimo quello del metalmeccanico, che è fermo proprio perché la discussione è prettamente economica, perché a nostro avviso i lavoratori e le lavoratrici italiani non possono avere uno stipendio inferiore agli altri paesi europei, perché veramente ci troviamo nelle condizioni che uno lavora e rischia di essere povero. certo, certo. Io passerei alla questione pensioni, però prima chiedo anche alla regia se sono d'accordo, andiamo qualche istante di pubblicità così poi abbiamo fino alle 14:30 per dedicarci esclusivamente alle pensioni. Eccoci tornati in diretta all'approfondimento dedicato ai temi della CGIL, ci stiamo appropinquando a parlare di pensioni, però vedo già che c'è un'altra telefonata. Buongiorno, con chi parliamo? Sono Maurizio Brombin. Buongiorno Maurizio. Ecco, telefono da Casier, svolgo un'attività antichissima, il calzolaio, e proprio di questo volevo parlare di lavoro, perché purtroppo sappiamo che in tanti paesi, io so, in tanti paesi non esiste più questo mestiere. La gente è stanca. Sto chiedendo a molti giovani se vogliono fare questa attività. Ma sai, mio padre è ragioniere, mio padre... Non mi interessa, laureati o non laureati. Il mestiere del calzolaio è un mestiere dignitoso. Certo. Primo. Secondo luogo, il vecchio apprendistato insegnava a tutti vari mestieri. Io sono nato dall'apprendistato, prima ancora con mio nonno, perché avevo 6 anni, nel 74, e ancora batto chiodi, e sono ben felice di farlo. Perciò dicevo, purtroppo all'epoca c'è un vantaggio, adesso c'è un vantaggio, uno che ha problemi con la pensione, basta si rivolge ai sindacati e o tramite il telefonino riesce anche a vedere quello che è. All'epoca io 18 anni di contributi non me li hanno versati e me li sono beccati tutti. Con 700 euro al mese continuo a lavorare, molti mi hanno detto lo fai perché non guadagni. No, lo faccio perché amo il mio lavoro, prima cosa. Secondo luogo, chiedo, e mi piacerebbe che Antena 3, che seguo tutti i giorni perché è la mia TV, per parlare chiaro, non è è una realtà, e sono anche venuto in Antena 3 quando ero presidente dell'EMPA, Internazionale di Protezione Animali. A parte questo, chiedo che venga veramente divulgata questa cosa, perché gli artigiani sono stati il fiore all'occhiello dell'Italia, Certo. tutta indistintamente. Sarebbe ora che qualcuno facesse l'apprendistato come una volta. Vuoi fare il falegname, vuoi fare il calzolaio, non dico solo il calzolaio perché io sono calzolaio, dico questo perché tutti camminiamo, come diceva Paolo, un caro amico, dice smetteremo di fare il calzolaio quando cammineremo sulle nuvole, pertanto là non ci serviranno più le scarpe, ma qui camminiamo tutti i giorni. Se facciamo questo mestiere con criterio, la gente è felice. Io ho gente che è stato ammalato, ma hanno operato per alcune cose. Quando sono tornato in bottega sembra che fossi arrivato dall'aldilà, ma felici come pochi. Mi fa piacere questo. E vorrei Certo. che fosse così per tanti giovani. Certo. Scusatemi il disturbo. No, Buona niente, giornata. grazie invece della telefonata perché ci dà modo, Maurizio, di poter parlare anche ad ampio raggio su quello che è poi il mondo del lavoro e anche come sta cambiando. Abbiamo sentito la testimonianza sua, insomma, questi 18 anni di contributi che non sono stati poi riconosciuti, insomma, è un universo variegato che però ci sono dei problemi che sono ben lontani, cioè arrivano da molto lontano. Sì, sì, beh, assolutamente. Il problema di molti che si trovano oggi ad accedere alla pensione, poi anche Valentina lo dirà nello specifico, si trovano buchi perché magari
in passato qualcosa non è stato versato. È vero che oggi c'è un sistema che ci permette di avere un controllo più immediato, tanto che tanti giovani arrivano che da noi quando finiscono un contratto e ci chiedono l'estratto contributivo proprio per fare queste verifiche. È interessante anche l'opinione sull'artigianato. Io ritengo che l'artigianato qua, soprattutto nella provincia di Treviso, abbia fatto la differenza negli anni dal dopoguerra, diciamoci dal dopoguerra, in realtà negli anni boom del lavoro, perché veramente sono nate tante aziende. Oggi abbiamo tante aziende che sono cresciute, che sono rimaste forti, oggi le stanno gestendo i figli magari. Anche i piccoli artigiani è un settore importantissimo, anche quello del calzolaio. Effettivamente una volta c'erano molti più negozi che facevano quel tipo di lavoro, oggi ci troviamo nelle condizioni che è più difficile trovare, perché c'è una distribuzione di massa. È cambiato proprio anche il mondo del commercio, nel senso che ci troviamo con grandi numeri. Ritengo che la qualità sia molto di più sulle piccole realtà piuttosto su quelle grandi, tanto che ne approfitto anche per dire, ho parlato prima del metalmeccanico, l'altro settore che è in grave crisi anche nella nostra provincia è proprio il tessile, insomma. Certo. Quindi ci troviamo così. Sul fatto dei giovani, io mi scontro un po', nel senso che questo e quello, come ogni cosa ci sono le due facce della medaglia. Ci sono giovani che forse per il fatto che hanno studiato vogliono provare a trovare un lavoro su quello che hanno studiato, ed è giusto che il mercato gli dia l'opportunità. Ci sono giovani che provano e magari non si mettono in gioco su altri lavori. Una volta era molto più facile mettersi in gioco, forse un giovane era più spinto a mettersi in gioco. Oggi ci sono giovani che magari provano anche a mettersi in gioco e vengono messi nelle condizioni in cui non gli si insegna un lavoro. Io condivido il fatto, l'apprendista, a me dispiace, quando è nato il contratto dell'apprendistato si è fatto tutto un ragionamento, perché c'era la necessità di insegnare una professionalità a un giovane che non aveva esperienza, e c'era la volontà di portarlo ad avere una professionalità. Oggi l'apprendistato, a me dispiace, ma quando anche le aziende mi parlano, o piuttosto i lavoratori, è un beneficio economico per l'azienda e basta. Tanto che a volte si ragiona che gli fanno l'apprendistato perché è giovane, è sotto i 30 anni, dopo nel momento in cui questo scavalca l'età, gli si dice: guarda, grazie, è stata una bella esperienza, ma siccome ne ho altri là dietro che cercano lavoro, prendo gli altri perché c'è uno sgravio. Ecco, si è perso un po' il valore dell'insegnamento, di voler formare delle professionalità che stiamo perdendo. Il calzolaio lo stiamo perdendo. Entriamo nel vivo della questione pensioni. Valentina, ti ripresento. Valentina Durante, direttrice Inca di Treviso. Abbiamo una slide pronta, se riusciamo a metterla in onda. Parliamo di innanzitutto che cosa ha introdotto in materia di pensioni la nuova legge di bilancio. Sì, allora di fatto tutta l'introduzione che è stata fatta finora, insomma, dalle telefonate che abbiamo avuto alla generalità di quella che è la partita referendaria che stiamo vivendo in CGIL e che vedrà coinvolti tutti noi, si intreccia molto con quella che è la materia previdenziale, quindi le pensioni e tutto l'aspetto contributivo che di fatto coinvolge tutti i lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, lavoratori dipendenti e qualsiasi altra forma poi esistente oggi in materia appunto di contratto di lavoro e di versamento contributivo. La precarietà, che appunto è uno di quei quesiti fondamentali nel quale insomma speriamo di riuscire in qualche modo a destrutturare, come anticipava prima Sara e come spiegava bene prima lei, di fatto crea difficoltà in quello che è il percorso insomma contributivo che ogni lavoratore, che ogni giovane dovrebbe iniziare a creare, potrebbe creare con quello che è l'attività lavorativa, che effettivamente oggi inizia anche sempre più tardi. Certo. Lo ricordava anche il telespettatore che ha chiamato, il nostro territorio, il nostro tessuto sociale è fatto in maniera particolare qui a Treviso, nel nostro nord-est, di piccole e medie imprese, effettivamente il mondo degli artigiani, dei commercianti. E oggi però la maggior parte dei giovani studiano, i contratti professionalizzanti ci sono meno, vengono utilizzati appunto per sgravi contributivi e fiscali, ti professionalizzano sempre meno.
uno studente, un giovane entra nel mondo del lavoro sicuramente passati 20 anni, ma mi viene quasi da dire insomma i 25 anni, sì, vicini ai 30 anni, e quindi è chiaro che è un'esperienza che inizia, quella del lavoro, probabilmente sempre più tardi, e inizia con questa forte precarietà, e quindi si iniziano a mettere anche diciamo, a mettere le basi per quello che è il sistema previdenziale della propria pensione sempre più tardi, e questo sicuramente è un problema che intreccia tutti questi molteplici aspetti. La legge di bilancio che cosa ha introdotto quest'anno? Purtroppo non ha introdotto grandi novità e non ha introdotto per tutti i nostri lavoratori possibilità di accesso anticipato rispetto a quelli che sono i classici, le classiche possibilità di accesso appunto alla pensione, che è la pensione di vecchiaia con i 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi, e la pensione anticipata vecchia anzianità, cioè la pensione calcolata sui propri contributi versati indipendentemente dall'età, ovvero la conosciamo dalla legge Fornero, i famosi 41 anni e 10 mesi di contributi versati e quindi maturati per le donne, e i 42 anni e 10 mesi di contributi versati per gli uomini. A questo requisito contributivo, che deve essere appunto maturato, va ad aggiungersi, come lo potete vedere, una finestra di 3 mesi, trascorsi appunto i quali si vedrà in pagamento, ci sarà il pagamento della propria pensione maturata. Non riusciamo a ingrandire di più l'immagine, se vuoi dare un aiuto ai telespettatori, in che fascia devono Allora, se la vedete appunto in questa slide che viene proiettata in questo momento, vedete il primo riquadro dove appunto si parla della pensione di vecchiaia. La pensione di vecchiaia è la pensione che mi permette di accedere appunto, e quindi di uscire dal mondo del lavoro, di accedere alla pensione nel momento in cui io maturo un'età anagrafica e al contempo anche un certo numero di contributi. La possibilità di accesso alla pensione di vecchiaia è sicuramente con i 67 anni di età e i 20 anni di contributi, e una possibilità diversa rispetto a quello che è il regime ordinario, diciamo, è l'accesso con il sistema contributivo. Questa particolare specifica riguarda tutti i lavoratori che hanno iniziato a versare contribuzione dal 1° gennaio 96, quindi prima del 1° gennaio 96 non devono avere nemmeno un contributo versato, perché qui si fa la differenza rispetto a quello che è il regime di calcolo e la modalità in cui viene calcolata la pensione e le regole che vengono disposte, la norma che identifica insomma quel particolare regime contributivo. Nel regime contributivo, quindi appunto per tutti coloro che hanno iniziato a versare contribuzione dal 1° gennaio 96 in poi, io devo aver maturato sempre i 20 anni di contributi versati e l'età anagrafica dei 67 anni di età. Ma devo raggiungere, oltre a questi due requisiti, anche un importo soglia, ovvero la mia pensione, cioè i miei 20 anni di contributi versati, devono farmi arrivare ad un importo minimo di pensione che è appunto indicativamente intorno ai 540 euro mensili. Quindi se non ho raggiunto questo importo di pensione non posso accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Posso invece accedere indipendentemente dall'importo soglia, quindi dall'importo insomma della mia pensione mensile, ma a un'età diversa, quindi a 71 anni di età, appunto, prima parlavo dei 67, e con un minimo di 5 anni di contributi, non più i 20 anni. Nel riquadro invece in mezzo trovate quella che è la pensione anticipata, e quindi anche qui la possibilità, così come l'ha sempre prevista la legge Fornero che conosciamo ormai dal 2011, di accedere alla pensione, quindi di uscire dal mondo del lavoro dopo aver maturato 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, più i 3 mesi di finestra che io devo aggiungere al momento insomma in cui io maturo il requisito contributivo.
e questa diciamo è la regola generale. Oltre a questo ci sono altre due possibilità per accedere con la pensione anticipata, quindi legata ai contributi, ovvero il famoso mondo dei precoci, quindi un lavoratore, indipendentemente appunto da maschio o femmina, nel momento in cui raggiunge i 41 anni di contributi versati, ma a questi 41 anni appunto devo legare alcune condizioni specifiche, ovvero sono titolare di un'invalidità civile almeno al 74%, oppure ancora svolgo un'attività di lavoro gravoso, oppure sono disoccupato, oppure appunto sono un caregiver perché mi occupo dell'assistenza di un familiare, di un coniuge appunto, e sono in congedo della legge 104, ho la possibilità, l'INPS, diciamo, lo Stato mi dà la possibilità di fare la richiesta per accedere alla certificazione dei precoci, quindi valutare se, anziché attendere i 41 anni e 10 mesi o i 42 anni e 10 mesi, posso, attraverso i precoci, uscire prima dal pensionamento. Oltre a questo requisito, devo aver versato un anno di contributi prima dei 19 anni di età. Ok, quindi anche qua si fa riferimento a quella che è l'età anagrafica e quando di fatto un soggetto, un lavoratore, ha iniziato a lavorare, poi insomma, no? Certo. Oggi probabilmente rispetto a quello che si diceva prima sarebbe impensabile, improbabile parlare di lavoratori precoci, perché giovani che si avvicinano al mondo del lavoro e riescono a maturare un anno di contributi versati prima dei 19 anni di età, mi viene da dire insomma che è praticamente impossibile, considerando che finiscono a quell'età la scuola superiore, no? Chiaro, certo. O magari fanno dei lavoretti tali da non poter riuscire ad arrivare all'anno, insomma. Assolutamente, sì, legati alla stagionalità, legati a quella che appunto è il mondo purtroppo del precariato, i tempi determinati e quello che insomma che conosciamo oggi purtroppo. Altre misure sperimentali che sono state confermate poi di fatto con la legge di stabilità di quest'anno sono delle misure legate appunto alla quota 103, all'opzione donna e all'APE sociale. Non è il primo anno chiaramente che si sente parlare di queste possibilità di accesso anticipato a quella che è la pensione di vecchiaia o la pensione appunto anticipata stessa. Perché? Perché sono delle misure che annualmente vengono finanziate appunto con la legge di bilancio, e rispetto al finanziamento che il governo decide di dare in materia previdenziale si vede appunto quali limitazioni poi mettere in campo su queste appunto tipologie di uscita rispetto all'accesso alla pensione. Allora, per quanto riguarda l'opzione donna, questa è un'opzione donna fortemente limitata, nel senso che fin dal 2023, quindi questo appunto è già il secondo anno che la conosciamo con queste nuove modalità di accesso, l'opzione donna permette appunto a tutte le donne che hanno versato almeno 35 anni di contributi da effettivo lavoro. Ci tengo a sottolineare 35 anni da effettivo lavoro, questo significa appunto che tutta la contribuzione cosiddetta figurativa, legata appunto a quella che sono periodi di disoccupazione, periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro e altri contributi appunto figurativi, non rientrano nel calcolo dei 35 anni di contributi che ci permettono l'accesso appunto e quindi l'uscita con l'opzione donna dal mondo del lavoro. Quindi appunto dicevo, l'opzione donna molto limitata, perché donna deve raggiungere i 35 anni di contributi effettivamente versati, deve compiere almeno 61 anni di età, ma oltre a questi due macro requisiti anche qui devo avere delle ulteriori condizioni, quindi appunto degli ulteriori ostacoli, mi viene da dire paletti rispetto a quella che è la possibilità di uscita e di accesso, no? Perché anche qui devo essere o una lavoratrice donna con almeno il 74% di invalidità civile riconosciuta,
o appunto una lavoratrice caregiver, e anche qui un soggetto quindi una donna che assiste un familiare, un coniuge, un familiare disabile riconosciuto appunto con la legge 104 in gravità, quindi l'articolo 3,3, che ti dà diritto poi a usufruire dei congedi, dei permessi, dei 3 giorni di permesso mensili piuttosto che del congedo biennale straordinario. Anche queste sono forti limitazioni. L'opzione donna, come dicevo, oltre a questi requisiti che sono già tanti da mettere insieme e da raggiungere, prevede un'ulteriore finestra di accesso, quindi fatti salvi la maturazione di tutti questi requisiti, io donna devo attendere 12 mesi di appunto finestra se sono lavoratrice dipendente, o 18 mesi di finestra se sono, quindi 1 anno e mezzo, se sono lavoratrice autonoma, per accedere alla futura pensione con questo regime particolare che è appunto l'opzione donna. Sono tutti, mi metto nei panni di chi ci sta ascoltando, che magari lavora già da ormai 30-35 anni e dice: ora è il momento che io cominci a fare il mio conto su quando andrò in pensione. Come si fa a capire in che stadio noi possiamo rientrare? Sì, allora noi ci teniamo tanto a sottolineare l'importanza di rivolgersi a quelli che sono dei professionisti e quindi dei soggetti che hanno la competenza poi per valutare la materia previdenziale. La materia previdenziale, quindi tutto l'aspetto pensionistico legato ai contributi, ma legato anche ai famosi diritti inespressi, quindi alle varie maggiorazioni o particolarità che ci possono essere nella storia assicurativa di ognuno di noi. La materia appunto è ostica e dobbiamo essere diciamo competenti nel fare questo, no? Perché è vero, lo diceva anche l'ascoltatore prima, non ricordo se era Gabriele o Maurizio, esatto, che diceva: va bene, ma io insomma posso capire anche dal mio telefonino, collegandomi al sito dell'INPS, se ho maturato, quanto devo ancora versare, quando andrò in pensione. Allora sicuramente questo è vero, nel senso che oggi l'Istituto Previdenziale mette a disposizione nella propria pagina personale la possibilità di avere accesso a tutti questi dati, no? Assolutamente, ma è importante saper leggere questi dati di materia previdenziale, quindi la contribuzione versata. È importante saperli leggere. La lettura non deve essere semplicemente una lettura superficiale, ma bisogna andare a vedere se all'interno di quella storia contributiva, e quindi se all'interno di quel percorso lavorativo fatto da ognuno di noi, quindi sono percorsi che hanno una loro specificità, ci sono magari possibilità di riscattare un periodo contributivo non presente in estratto conto. Lo diceva appunto anche Maurizio prima, credo, nel mio estratto conto non ho trovato diversi anni contributivi. Ecco, allora quel vuoto contributivo lo dobbiamo analizzare, si può analizzare, c'è la possibilità di riscattarlo, c'è la possibilità di chiedere l'accredito dei contributi in maniera gratuita piuttosto che con un onere da parte del lavoratore. C'è la possibilità di cumulare i contributi per far sì che ci siano delle possibilità di accesso a pensione diverse prima o non sempre prima, magari ci possono essere delle possibilità di accesso a pensione anche posticipate, ma che magari mi danno un rendimento più alto, certo. Perché anche quello è l'aspetto importante da verificare, no? Cioè i miei 35 anni, 40 anni di contributi, 42, 43 anni di contributi, effettivamente poi quanto mi rendono, certo. Quanto mi danno? Certo. Ho una busta paga X, sono nel sistema contributivo, sono nel sistema parzialmente contributivo, quindi misto, perché ho della contribuzione versata anche prima del 1996. Insomma, c'è un'analisi molto specifica e molto approfondita che va fatta. Va fatta in tempi e in modi adeguati e va fatta appunto, noi diciamo sempre, prendendosi per tempo. Certo. Quindi credo di aver raggiunto 30 anni di contributi, 20 anni, 35. Ecco, è importante fare un passaggio al patronato per prendere, diciamo, farsi carico di quella che è la propria posizione previdenziale, quindi assicurativa, e iniziare a valutare quello che è il proprio estratto conto contributivo e quindi capire
che cosa ho maturato finora, che cosa eventualmente mi manca e ad oggi quelle che potrebbero essere insomma anche scelte importanti da fare oggi per un futuro quando sarà. Certo, abbiamo un'altra telefonata, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, con chi parliamo? Non c'è la telefonata, va bene, tornerà. Tanto Valentina continua. Eccoci qua, aspetta. Buongiorno. Nulla. Si sente forse? Non si sente, forse adesso la regia comunque ci aiuterà a mettere a posto insomma, la linea. Intanto Valentina, noi parlavamo prima di legge Fornero, l'abbiamo citata, ci sono delle novità, insomma si torna sempre a parlare di questa legge Fornero. Sì, si torna sempre di fatto a parlare di legge Fornero perché la legge Fornero esiste dal 2011 e non è mai stata abrogata. Esiste, sarà quella, per il momento sicuramente lo è, si fa riferimento a quello che aveva previsto appunto la legge Fornero e alla maturazione dei requisiti così come sono stati previsti nel lontano 2011. Poco è cambiato, è difficile pensare che si possa andare avanti in un sistema previdenziale non legato ad una riforma strutturale. Lo accennavo prima, no? Oggi le leggi di bilancio intervengono tra fine anno e inizio di ogni anno appunto nuovo e ci dicono quanto finanziamento ha dato lo Stato rispetto alla materia previdenziale, quali misure sperimentali sono state ancora finanziate, quali invece non vedremo più, si diceva l'APE sociali, i precoci, l'opzione donna, cioè tutte queste misure sono misure previdenziali ma sperimentali, legate appunto al finanziamento e ai fondi che ogni anno il governo decide di stabilire rispetto a quella che è la materia previdenziale. Sarebbe quantomeno auspicabile e necessario una riforma strutturale del sistema. La legge Fornero abrogata probabilmente sono sempre stati tanti slogan, mi viene da dire, no? Certo. Tante volte ci hanno detto, oppure comunque abbiamo sentito nei giornali, nelle tv, nelle interviste, si ritornerà ai 41 anni, abrogheremo la legge Fornero. In realtà niente di tutto ciò è stato fatto. Adesso ci torneremo Valentina, ci sono anche poche risorse a livello economico per poterci permettere evidentemente l'abrogazione di questa legge, ma ci torneremo nello specifico. Abbiamo ripristinato la linea, forse, buongiorno, con chi parliamo? Con Brasilino. Non la sentiamo bene, se può ripeterci il suo nome, buongiorno. Io sono Brasilino, Gaudenzio. Gaudenzio, buongiorno, ci dica. Buongiorno. Io volevo chiedere la legge Fornaro. Io prendo 1.200 euro al mese e siamo in due, mia moglie non prende mai preso una lira. Io ho 91 anni e mia moglie ne ha 88. Io questo mese tra riscaldamento, gas, ho pagato 1 milione, quindi mi è restato 200 euro. Io con 200 euro, se non vado da mia figlia, io come faccio a vivere? Certo. Gaudenzio, grazie mille per questa riflessione che ci porta di nuovo a parlare insomma di quello io che... Io ho 91 anni, ho bisogno di tutto ormai. Certo, certo. La ringrazio di aver accettato le mie domande intanto. E io Antena 3 è anni che la guardo. Grazie. E la guardo sempre, anche 2 volte al giorno. Grazie Gaudenzio, intanto buona giornata. Proviamo a rispondere, insomma, a cercare di fare un po' il quadro, visto che siamo anche sul finire della puntata di quanto abbiamo detto, perché il signore 91 anni un po' riassume tutto quello che abbiamo detto, dalla tematica del lavoro a una pensione non sufficiente. Insomma, 91 anni significa che comunque ha vissuto in un periodo in cui ancora le pensioni in qualche modo, tra virgolette, funzionavano, eppure non si riesce proprio per quell'ammortizzazione dei prezzi di cui si parlava e poi anche magari per questioni di contributi. Chissà, adesso non entriamo nel merito, però ci offre numerosi spunti di riflessione. Proviamo a concludere. Certo, quello sicuramente. Allora, quello che mi sento di dire al signor Gaudenzio è sicuramente di verificare quella che è la posizione soprattutto dei diritti inespressi. Noi con i nostri collaboratori, insomma, del sindacato pensionati all'interno delle Camere del Lavoro della CGIL di Treviso
svolgiamo un importantissimo servizio, che è quello della verifica della pensione liquidata a soggetti chiaramente già pensionati e anche già pensionati da tanto tempo. Oltre a questo c'è un servizio importante che è quello dello sportello sociale, che permette di verificare, appunto, controllare la pensione che è in pagamento, se è corretta, se potrei chiedere qualcos'altro, se ci sono appunto dei diritti che con determinate domande, penso magari agli assegni familiari per i coniugi a carico, oppure delle maggiorazioni sociali spettanti che semplicemente uno non sa di aver diritto e facendo una domanda all'INPS invece si possono richiedere e si possono ottenere. Possiamo consigliare quindi di venire nei vostri patronati anche al Signore? Certo, assolutamente, di venire nelle nostre sedi, oppure se siete riusciti magari se riusciamo a ricontattarlo, possiamo prendere nota del numero di telefono, lo possiamo contattare noi e magari fissare un appuntamento nella sede a lui più vicina, insomma, che così saremo ben lieti di dare tutta la tutela. Sì, perché anche a 91 anni non so quanto riesce, esatto, quindi magari cercheremo di avvicinarci noi più che far muovere lui. Comunque, visto che siamo in chiusura, insomma, lui racconta un pezzo di quello che noi tentiamo di difendere non solo con i referendum sul lavoro, ma quotidianamente. C'è una parte sociale di questo paese che si sta perdendo e c'è uno Stato, e io parlo di Stato perché di governo ne passano tanti, però uno Stato che ha la responsabilità di prendersi carico delle persone più fragili. Lui è andato in pensione in un periodo in cui si poteva andare in pensione, è anche vero che a 90 anni, 88 anni, le esigenze di una persona possono essere di avere un sistema di welfare e di assistenza sociale che gli permetta di vivere dignitosamente, non con l'ansia di dover pagare le bollette a fine mese che continuano a salire. È quello che dicevamo prima, la perdita del potere di acquisto per queste persone sta diventando veramente un problema sociale, perché non si dà dignità neanche a queste persone di vivere un'anzianità serena. Su questo torniamo all'appuntamento per il referendum che abbiamo già spiegato a inizio di questo approfondimento. Abbiamo più o meno sapremo tra quanto potremo andare a votare a livello di tempistiche per la data poi che sarà fissata. Appena ci daranno la data, sperando che questo governo voglia bene alla CGIL, e noi faremo tutte le comunicazioni opportune. Sicuramente useremo anche i canali di Antenna 3, che è tanto apprezzata, insomma, nel nostro territorio, per diffondere la data. E siamo quindi giunti alla fine di questo approfondimento dedicato alle novità sulle pensioni, poche mi è sembrato di capire durante questa oretta purtroppo, e su questi referendum a cui siamo chiamati, insomma, andare a votare in quest'arco del 2025, presumibilmente verso maggio. Insomma, attenderemo anche le indicazioni del governo su questo. Intanto ringrazio Sara Pasqualin, segretaria dello CGIL di Treviso, e Valentina Durante, direttrice INCA proprio della CGIL di Treviso. Grazie a voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia fino qui. A tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.